Ciao, inizio questo vlog con questa dolcezza. Praticamente mi è arrivato il pacco che vi avevo detto nel scorso vlog che avevo fatto un ordine su ciocolateria veneziana. È una ciocolateria che si trova a San Donà di Piave in provincia di Venezia. Da me ci vuole più o meno un'oretta per arrivare a San Donà e non mi va di fare un'oretta di strada per andare a prendere la cioccolata. Visto che hanno anche un sito, preferisco prendere dal sito. Praticamente ho preso tutte queste cosette all'uno. Come prezzi non sono molto alti, perché un sacchetto costa 4,50 € e anche una barretta costa 4,50 €. Poi mentre i vasetti così costano 8 € che è tipo la Nutella, ma anche di questi vasetti ne hanno al pistacchio, al limone, ci sono varie scelte. Io ho preso la gianduia perché volevo assaggiarla, non l'ho mai presa e volevo provare la gianduia per vedere che differenza che c'è tra la classica Nutella e questa. Poi ho preso i tartufi, ho preso questi qui che sono cedro candito, le stecche così di cioccolato. Allora ho preso arancia e cannella perché fanno anche gusti particolari. Questo qui è il sale rosa dell'Himalaya, questa l'ho già assaggiata e so che è buona. E poi qui ne ho preso un altro a lime e pepe rosa. Qui ci sono i fichi ricoperti di cioccolato, anche questi li ho trovati buoni. Questi invece sono le scorzette di limone. Questi invece sono nuovi che non li ho mai assaggiati. Loro li chiamano draghe, il nome è scritto, vedete qui sopra. Per esempio questi sono all'arancia, mentre questi sono misti e ne ho presi 2 di misti. E poi come scadenze, anche qui mi hanno mandato cose che scadono alla lunga, perché i primi a scadere sono questi due che scadono a marzo del 2020. Gli altri, per esempio questi, scadono nel 2021, per cui ho tempo di mangiare queste cose anche tranquillamente volendo, non sono costretta a finirli in fretta perché scadono. E sono buoni. Poi qui, questi si chiamano tartufi, li ho presi al pistacchio e alla nocciola e dovrebbero essere tutti buoni. So che questa è buona perché questa lasciano l'arancia un po' morbida e rilascia il succo nella cioccolata. Questa veramente so che mi piace. Gli altri li assaggiamo e vediamo come sono. Il pacco era anche super confezionato, aveva questa carta e ogni prodotto di cioccolata era incartato su questi fogli, questi fogli che hanno le bolle che servono per proteggere. Comunque veramente preparato bene come pacco. Sono appena tornata, non ho fatto nessuna spesa perché era Davide che doveva andare dalla team per discorso di un numero di lavoro, cose sue. E allora io adesso volevo dirvi che ho provato gli smalti di Diego Dalla Palma. Me lo sono messo questa mattina, adesso è meno un quarto alle 5 del pomeriggio. Mi credete che adesso forse la telecamera non lo inquadrerà mai, però inizia già ad avere un sentore di sbeccarsi sulle punte. Il colore è bello, io adesso forse questo dito si vede o forse no, non so se si vede qui di lato che io avevo fatto la riga dritta e adesso è mangiucchiato, cioè veramente non dura niente. Io l'ho voluto provare perché avevo visto su un canale che ne parlavano bene, che non erano colori scontati, insomma ne parlavano bene. Io ho deciso ne provo uno, per fortuna che l'ho preso quando avevo lo sconto, che ora ho pagato anche meno. Ma vi devo dire, il colore eventualmente ve lo lascio scritto qui da qualche parte perché adesso ce l'ho sopra e non ho voglia di andare a prenderlo. Ma vi devo dire che come tenuta, ora come prima applicazione e come tenuta non mi piace.
Un'altra cosa, poi sulle labbra ho rispolverato il vecchio Gingerbread Girl di Too Faced, i rossetti liquidi dell'anno scorso, perché quelli nuovi di quest'anno mi sembra che ci siano solo i gloss, se non sbaglio. Avevo visto un kit di gloss, ma a me i gloss non piacciono molto, per cui non mi interessa neanche acquistarlo. Per cui eccolo qui, rispolvero il Natale dell'anno scorso. Sono già di ritorno dalla spesa. Questa mattina sono andata a farmi la spesa da Cadoro e sono già di ritorno perché verso le 11 dovrebbe passare il corriere che mi porta un pacco della Fittevia, che ho preso 2 tè che erano super scontati. Infatti avevano fatto venerdì, sabato e domenica, mi sembra. Beh, comunque mi era arrivata un'email, perché vi dico cosa era successo. Mi era arrivata un'email che c'era uno sconto del 30%. E io poi però dovevo fare una spesa di 59 euro e qualcosa. Quando sono entrata sul sito, sopra mi era uscita la dicitura che se scrivevo un altro codice mi davano uno sconto per qualsiasi importo di spesa. Io ho pensato, visto che non avevo voglia di spendere i 59 euro, se spendevo meno ero più contenta, e ho provato a utilizzare quell'altro codice, per cui io ho preso il tè, quello in bustina, sia il slim che il detox, e li ho presi ancora più, erano già scontati di loro sul sito, perché sul sito ora, ora nel momento che ho fatto l'acquisto io, erano già scontati come promozione loro, che non c'entrava niente con gli sconti che ti arrivano via email. E io ci ho provato ad aggiungere lo sconto che c'era sopra e mi è stato ulteriormente scontato questo tè, per cui l'ho pagato ancora meno. Allora ne ho approfittato, non ne ho approfittato in quantità, ne ho approfittato di prendere un tè per tipo e basta, per cui con 30 euro prendo 2 tè di Fittevia, che sapete benissimo che costano 24-29 euro l'uno. Io con 38 euro, se non sbaglio, 37 forse, 37 euro ne prendo 2, per cui con poco più di 15 euro ne prendo 2 e sì, e ho speso meno di acquistarli a prezzo pieno. Non so se mi sono spiegata in tutto questo discorso, perché il tè che prendo io, quello in bustine, costa 29,90 euro l'uno a prezzo pieno. Era già scontato e costava 24,90 euro. Con l'ulteriore sconto mi hanno scontato 14 euro e qualcosa. Adesso vi ho detto tutto lo sconto. Comunque adesso vi faccio vedere la spesa che ho fatto questa mattina da Cadoro. Ah, un'altra cosa, sto continuando a utilizzare anche questo make up. Beh, adesso forse le luci non so come mettermi. Anche questo make up l'ho fatto con la Iconica, che continuo ad utilizzarla. Vi devo dire che un po' l'ho rivalutata, perché subito i primi 3 colori che avevo utilizzato mi sembravano molto gesso. Adesso utilizzandola ci prendo la mano e diciamo che non è niente male. Non sono quegli ombretti cremosi che siamo abituati ad acquistare da Sephora, perché sia Urban Decay, Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona hanno quella texture, anche forse un po' meno Too Faced, però anche lì forse più o meno ci siamo, hanno quella texture più cremosa. Su questa palette sono più compatti e più gessosi, più duri come ombretti, però diciamo che utilizzandola ci trovo anche dei pregi. Diciamo che questo make up che ho fatto questa mattina mi sta anche piacendo. Vi faccio vedere la spesa. Allora, ho preso il lattughino, poi ho trovato, cioè in questo periodo di castagne, sapete che sono andata scorso vlog vi avevo fatto vedere che ero andata ad una festa delle castagne, e
e che però non le avevo prese già cotte. Poi ho trovato proprio Monfenera, è la zona, zona di Pederoba sarebbe qui da me, che l'hanno chiusa domenica scorsa, avevano fatto anche lì la festa delle castagne, di Maroni la chiamano, infatti c'è scritto anche qui. E così ho deciso di prendere un pacco di castagne, ho ancora da capire come cucinarle, per cui però ci penso, anche perché ho la pentola, quella con i buchi per farla sulla stufa, togliendo gli anelli, metto la pentola e ci faccio le castagne, ma comunque ho visto ricette che le cucinano anche al forno. Per cui adesso vediamo cosa combino, se ci provo a fare l'esperimento al forno o cosa, o anche in pentola, boh, non so, intanto le ho prese. Poi ho preso una confezione di pistacchio, ho preso mezza zucca, di solito la prendo al mercato agricolo, infatti domani mattina se vado al mercato agricolo ne prendo una di intera che sono sicura che è prodotta qui nella zona. Ma visto che l'ho vista questa tagliata, ho detto ma sì dai, proviamo a prenderne mezza, anche perché stavo pensando di cucinare la zucca al forno e poi fare una pasta con la zucca cotta al forno e il salmone. Non so cosa viene fuori, perché è una ricetta che mi è venuta così al momento, aspettando di entrare al supermercato, e vediamo se è buona oppure no. Di pronto per oggi ho preso gli gnocchi e anche il pasticcio, perché ero indecisa tra le due, tra gnocchi e pasticcio. Beh, gnocchi sono normali al ragù, il pasticcio e i funghi. Poi ho pensato, ma sì, li prendo entrambi, quello che non va mangiato oggi va mangiato domani. Poi ho preso il tramezzino, questo qui classico, che ce n'erano di vari tipi, però l'ultima volta ho preso questo classico prosciutto e funghi, ho visto che non era niente male, allora l'ho ripreso. Inizia il periodo delle zuppe. Allora ho preso questa con i disegnetti di Halloween, zucca e carota, poi ce n'è un'altra che è fatta con vellutata di asparagi, che anche questa l'ho assaggiata ed è buona. Qui c'è lo scontrino, che in totale di tutta questa spesa ci ho dato 70 euro. Ho ripreso le noci, che queste sono più buone di quelle che vi avevo fatto vedere nello scorso vlog, che avevo provato a prendere dalla Famila. A me non sono piaciute, infatti se avete visto il vlog ho fatto il dolcetto con le noci giusto per finirle. Queste sono più buone da mangiare così, semplici come sono. I formaggini, sempre da mettere sulle zuppe. Poi inizia il periodo in cui ci sono tante cosette da mangiare. Ho preso questi qui, che sono gli arachidi planinati. C'erano le mandorle o gli arachidi, ho preso le mandorle planinate. Poi i tortellini, questi qui, Speck e Asiago DOP. Cioè mi ha incuriosito questo marchio di pomodoro e ho voluto provarlo. Vi dico perché mi ha incuriosito, perché dello stesso marchio ho preso un altro vasetto di carciofi, perché so che questi carciofi sono fatti bene e mi piacciono. Sono carciofi di Puglia alla contadina e li ho trovati buoni, confezionati bene, come gusto buono. E visto che del stesso marchio hanno fatto anche il pomodoro, ho pensato di provare a prenderlo. Poi l'insalata russa, che o con la carne o con la verdura ci va, dei Wooster. Lo zucchero, ho preso sia questo che quello di canna, e poi qui dentro il restante c'è il latte, sempre mezzo, il limone, il chinotto, la Pepsi e l'orange soda. Ecco qui la mia super spesa di oggi.
Ed ecco arrivato il pacco della Fittavia, l'ho aperto, adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. Allora, c'è un bonus sconto del 10% sul prossimo acquisto, ma io di solito non li uso mai perché il 10%, visto cosa costano, è troppo poco per me come sconto, per cui aspetto sempre sconti più sostanziosi. Togliamo il primo strato di carta ed ecco qui i due tè, il slim e il fit via, poi sotto non c'è più niente. Sono qui ferma su un parcheggio con una strada super trafficata, vi faccio vedere qui che passa di tutto, e perché sono appena stata su un negozio che qui dietro di me, di là, c'è un negozio di casalinghi che ho preso un po' di cose, poi ve le faccio vedere. E nel frattempo sono anche stata, dopo che era da agosto che non ci andavo, sono stata da Risparmio Casa, giusto per fare un giro per vedere più o meno come Tigotà, ma ho pensato stavolta, visto che volevo andare da questi casalinghi, ho pensato provo a fare Risparmio Casa al posto di Tigotà, poi vi faccio vedere tutto sulle prossime clip. Allora, dai casalinghi vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso due caraffe, una è di questo colore grigiastro, non saprei come definirla, mentre questa è bianca. Una candela Yankee Candle che era scontata, praticamente sono di quelle grandi e l'ho pagata 20 euro al posto dei classici 29 che costano queste grandi, anche se è di Pasqua, vedendola così, la profumazione mi piaceva e l'ho presa lo stesso. Poi ho preso i profumi per auto, questo fa parte sempre della collezione di Yankee Candle, mentre questi qui sono quelle ricariche di profumatori d'auto di Millefiori. Di qua è quello che ho preso da Risparmio Casa. Allora, praticamente ho preso uno scopino da bagno di questo colore, quello che ce l'ho bianco, ma insomma è ora che lo cambi, e questa volta l'ho preso di questo colore. Poi ho preso delle spugne della Vileda, ho preso sia queste che sono qui tagliate in questo modo, che anche un pacco di se lo trovo, se c'è forse, un pacco di quelle classiche tagliate invece così dritte, sempre nello stesso marchio Vileda. Due confezioni di guanti, ho preso sempre del marchio Vileda e ho preso la M, perché io di solito prendo la M perché l'L mi è troppo grande, la S è troppo piccola e per cui di conseguenza prendo la M. I sottosedia, questi qui, un pacco cioè volevo i cotoneve, ma di solito da Tigotà li trovo nella scatolina, qui invece non li avevano nella scatolina, li avevano così sciolti, per cui ho pensato ho presi lo stesso, visto che la confezione in plastica degli altri non l'ho gettata via, di buttarceli dentro e così li riempio la confezione con questi. Un Tesori d'Oriente alla mamma come ammorbidente, che è quello che mi piace di più come profumazione, e un pacchetto di Salva Slip della Nuvegna. Sono appena stata da Sephora, che è arrivata in negozio la Huda Beauty, rispettate il nome che me lo sto dimenticando, vorrei dirvelo, Mercury Retrograde Palette. È scritto qui ma probabilmente non si legge. E comunque la nuova palette di Huda Beauty, non sapevo se prenderla sul sito o in negozio, dipendeva dove arrivava, ma visto che qui a Castelfranco ho visto questa mattina che era disponibile, ho detto adesso vado a farci un giro e vediamo com'è. Adesso vi faccio vedere le spesucce di stamattina. Questa qui è la nuova, cerco di spostarmi per la luce, qui c'è un grande specchio e questa qui sono i colori della nuova palette di Huda Beauty,
che si chiama Mercury retrograde, più o meno, io ve lo dico come c'è scritto. E poi perché praticamente in negozio, perché qui so già che ne vedete qualcos'altro, praticamente è successo che il secondo prodotto me lo scontavano del 30%, però dovevo restare in ambiente beauty, perché se volevo una crema questo sconto non era più valido. E allora non volevo prenderla, perché questa qui sarebbe quella nuova di Too Faced, la Gingerbread Spice. Non volevo prenderla perché mi sembravano toni un po' simili a quella dell'anno scorso. Vi devo dire che ho visto degli swatch a confronto e hanno delle differenze, per cui molto sono simili ma non uguali, diciamo. E però praticamente prendendo questa, io questa da 50 euro che costa a prezzo pieno l'ho pagata 35 euro, per cui una palette di Too Faced a 35 euro ho deciso di prenderla, anche perché mentre ero lì mi avevo proposto anche quella nuova di Tarte, però gli ho detto guarda che ho preso quella della tartaruga che era disponibile quest'estate, infatti l'avevano ancora, e come texture non mi piace molto, come ombretti così gli opachi, questi qui scimerini della Tarte non mi piacciono molto. Allora mi ha detto anche lei sì, è vero, anche quella nuova che hanno fatto, il cofanetto che hanno fatto adesso per Natale della Tarte, è un diciamo come ombrenti, questi scrivono, sono più scriventi. Allora ho preso queste due, poi arrivo alla cassa e trovo questa chicchina di Kat Von D fatta per Natale. Ci sono dentro 1 2 3 4 5, aspettate, li conto da qua dietro, 1 2 3 4 5 6 mini rossetti, di quelli che sono anche in linea permanente in teoria. E io so che il primo ce l'ho anche in grande, però gli altri non me li ricordavo. Comunque ho pensato è una chicchina così piccola e ho deciso di prenderla. Vi dico che questa chicchina così costa 15 euro, e tenete conto che Kat Von D, se avete lo sconto 10 o lo sconto 20, è anche scontabile, per cui è veramente un bellissimo cofanetto. Bene, dopo aver fatto le mie spesucce beauty, vi faccio vedere al mercato agricolo invece cosa ci ho preso. Ho preso giuste 3 cose: la zucca, un cappuccio ed il radicchio tardivo che adesso inizia ad essere buono, e allora ho deciso di prenderlo. Fatta la prima lampadina di quest'autunno, mi sono messa la mia crema, quella che utilizzavo anche in primavera, l'ho utilizzata anche quest'estate sotto la crema solare, e adesso la continuo a usare per farmi le lampade. Nella clip precedente non vi ho detto di che marchio, è del marchio Istomer ed è una Golden Tan Super Booster che favorisce l'abbronzatura, accelera, intensifica e uniforma l'abbronzatura. Oggi è giorno di festa, siamo il 1° novembre e stiamo andando su questo posto qui dove che siamo andati anche nel scorso vlog, che avevano fatto le castagne, solamente che non avevamo assaggiato il pasticcio, per cui in teoria oggi a mezzogiorno che aprono dovrebbero fare il pasticcio, altrimenti vediamo che altro che c'è di cibo. Comunque vediamo. Allora, qui siamo nella zona di Valdoppiadene, dove fanno il vino prosecco di solito di Valdoppiadene. Io non me ne intendo perché non bevo vino, per cui ve lo sto solo dicendo. È Coca-Cola ed acqua. Altri vigneti sempre qui in questa zona, è pieno qui di vigneti. È tutto così in collina. Va bene, vieni. Con la Chiara Eccoci tornati da questa festa
delle castagne, siamo riusciti a mangiare quello che avete visto ed era tutto buono. Il pasticcio in particolare l'hanno fatto veramente veramente buono. Adesso vi faccio vedere quelle 1 2 3 4 cose, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, qui abbiamo preso del formaggio di malga, diciamo, un po' di misto. Uno è anche, questo è formaggio da cuocere, che è questo qui, sono 4 fette, che è formaggio da cuocere. Poi ce n'è uno che è un formaggio sottofieno, e poi questo è più un formaggio mezzano, e questa è mezza soppressa con l'aglio. Da un panificio che era aperto abbiamo preso questo dolcetto, vedete com'è morbido, spero che sia buono, ed è ancora tiepido perché hanno detto che li hanno appena sfornati e li stavano confezionando. Di qua ci sono un po' di castagne avanzate, buone buone, e queste sono le paste che abbiamo preso. Questa ce ne abbiamo assaggiata una, e praticamente è come questa, sarebbe una sfoglia con la panna e crema di maroni, e le altre sono tutte a base, questo marroncino che vedete sarebbe la marmellata crema di maroni, e di base come questa qui c'è sia la panna che il crema di maroni. Questa è solo crema di maroni e anche il bignè. Questa è la palette di Kat Von D che sto utilizzando in questi giorni. Beh, vi devo dire che questi brillantini sono belli, ma sono anche brutti, nel senso che allora sono belli luminosi, perché vedete che razza di riflessi. Ma adesso vi faccio vedere l'altro giorno mi sono truccata, aspettate che giro la telecamera. L'altro giorno mi sono truccata mettendo quei brillantini giusto proprio qui davanti fino a metà occhio. Vi devo dire che per toglierli mi sono voluti 2 giorni. Praticamente io mi sono struccata col bifasico, con l'acqua micellare e anche il bifasico, e ho continuato a vedermi luccicare. Mi sono fatta la doccia e ancora mi sono trovata a luccicare. Questa mattina invece ho provato a metterli solo al centro dell'occhio, e adesso vediamo se mi ritrovo luccicosa dappertutto. Spero di no, perché ne ho utilizzati pochi, ma come vedete sono bellissimi, sono pieni di riflessi, però vi devo dire che per toglierli è una vera e vera fatica. Questo è il sughetto che ho preparato questa sera. Praticamente ci sono 70 grammi di salmone affumicato e 3 fettine di zucca e un po' d'olio, e sto preparando una pasta che farei queste farfalline. Ed ecco qui la pasta condita pronta per essere versata sul piattino. Ci ho messo un po' d'olio d'oliva, un po' di sale, un po' di pepe, e questa è la mia pasta per questa cena. E ci ho aggiunto anche un po' dell'acqua di cottura della pasta, giusto per aiutarmi a mantecare il tutto. Ed ecco utilizzato il buono sconto compleanno di Sephora. Ho preso dell'Evelyn, questo detergente, più questa maschera qui, questa riparatrice ho preso. Ero indecisa se prendere questa idratante, perché di solito vado sull'idratazione, però questa riparatrice c'è scritto che allieva i rossori, ripara la pelle, per cui mi ha incuriosito a provarla, anche perché comunque a fine mese c'è il Black Friday e ora potrebbe essere che arrivi qualche altro sconto e potrei prendere anche questa. Intanto comunque per il buono compleanno ho deciso di prendere queste 2. L'acquisto l'ho fatto, adesso vediamo quando mi arriva il pacco. Da questa tenuta casalinga io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!